È stata un'emozione essere qui, ma emozionante ancora di più sarà ascoltare domenica i premiati e le loro poesie o le loro prose. È un momento sicuramente importante dove si capisce che lo scritto dà un'emozione, ma ascoltare questo scritto letto dai concorrenti aumenta ancora di più l'emozione del nostro cuore. Di esprimere le emozioni che avevano dentro in quel momento per fare in modo di essere vicini a loro, per dare l'opportunità di dire fate qualcosa a casa e portatelo fuori che lo condivideremo con gli altri. La premiazione viene fatta in una manifestazione dove ogni concorrente finalista o citato leggerà la sua opera e ci sarà l'intercalare di 2 attori veneti che faranno dei spezzoni. Cosa caratteristica rispetto agli altri? L'emozione, lo citavo anche prima, il bello di vedere quanto le persone siano legate al proprio Veneto e la lingua diventa una forma di comunicazione veramente in pienezza totale, in piena libertà, insomma. Parlando in Veneto uno si sente proprio di esprimere ogni concetto che magari in italiano qualche forma è un po' limitante. Viene fatta domenica 20 alle 16 nel nostro centro civico, nella sala teatro del Comune di Campagna Lupia. Per esprimere emozioni, per esprimere anche preoccupazioni a volte, per esprimere gioie, quindi questo ci mostra, questo concorso, sia per la parte poetica ma anche per la molto importante parte di racconto, perché il Veneto è un po' più carente nei racconti, nel senso che ce ne sono meno. I veneti, avendo una lingua molto musicale, come diceva la famosa poetessa Alda Merini, tendono a fare molta poesia perché la lingua proprio si porta molto in questo, e il racconto invece è un po' più difficoltoso, e invece in questo premio abbiamo visto la profondità e la capacità anche di racconto, che ci consente di mostrare come la lingua veneta possa veramente raccontare tutto, quindi è in grado di raccontare anche le tecnologie, le preoccupazioni di oggi e le gioie appunto del passato, del presente, quindi una lingua totipotente che può fare tutto.